No, il peso non è. Allora, ritorniamo con i nostri ospiti. Una questione che ci è stata posta, tra l'altro ovvio di recente, alcuni nostri telespettatori, quindi vedete, noi leggiamo le vostre mail, i vostri messaggi e cerchiamo di trovare risposte, riguarda appunto le costruzioni. Aumento dei prezzi che hanno palesato per la questione della guerra del Golfo. Alcuni dicono, ma mi conviene ipotizzare di fare una bella ristrutturazione, una demolizione, farmi costruire una casa ex novo o simiglia, imbarcarmi in una cosa del genere e mi troverò per caso i prezzi delle materie prime che lieviteranno alle stelle, come è già successo, perché quando uno è stato scontato oppure ha visto una situazione prima ha paura adesso. E che tempi non si possono ipotizzare, visto che dicono che verranno quintuplicate le tempistiche per circumnavigare l'Africa, cioè cose. Però il tema c'è con le costruzioni, adesso non c'è, ma potrebbe presentarsi. Cosa ne pensa e che cosa può rispondere ai nostri telespettatori che hanno chiesto questa cosa qui? Beh, diciamo, l'avete analizzato anche voi, immagino, impalcature da utilizzare, cose, materie prime. L'abbiamo toccato con mano, perché esatto. Insomma, è il nostro mestiere. No, certamente è un problema da non sottovalutare, però io credo anche che insomma, aziende, se ci si affida insomma, ad aziende strutturate, nel momento in cui ci sia la problematica o potrebbe ripresentarsi la problematica della reperibilità per esempio dei materiali, ovviamente siamo in un mercato e nel mercato non è che voglio dire esista solo una strada, ci sono vari modi per poter... Quindi lei dice si può trovare la soluzione? Si trova la soluzione come l'abbiamo trovata insomma, nel periodo, adesso noi cantieri con le detrazioni, con i bonus fiscali ne abbiamo fatti abbastanza, insomma, e siamo riusciti a venirne fuori abbastanza bene. Quindi un'impresa seria, un gruppo serio ci riesce a insomma, bene o male si riesce, anche l'aspetto come dire, dell'aumento dei materiali, sì, per carità può esserci, però ovviamente quando si firmano dei contratti poi è l'azienda che deve cercare di trovare la soluzione per scavalcare il problema e venire incontro, soprattutto perché gli accordi quando si sono presi bisogna cercare... Il preventivo in che modo è vincolante? Bisogna cercare di rispettare a tutti i costi, anche perché è il nostro compito, insomma, riuscire a mantenere insomma, quello che si prefigge all'inizio. Ecco. Certo, Malerba concorda con questo? E poi la domanda che invece riguarda direttamente lei sono gli infissi. Quanto belli sono gli infissi grandi, piacciono a tutti, ma quanto vanno a cambiare la situazione interna di una casa, cioè sia nel caldo che nel freddo, quindi costi eventuali che possono essere rispettati in caso di materie prime che aumentano e poi sicurezza, l'altra questione è la sicurezza, tanti temono che non siano adesso c'è il canale di Suez, prima c'erano i metanodotti, i gasdotti, poi c'era l'Ucraina, non c'era il grano, cioè in ogni momento a distanza di 3 anni, anzi 2 anni, c'è sempre un motivo perché le materie prime crescano, cioè il mercato magari sfrutta queste occasioni, il mercato fa business, non siamo noi a controllare questo, magari si potrebbe fare una guerra in meno ed intervenire, magari non svuotando gli arsenali, con iniziative sociali, dare potere d'acquisto. Questa è la sintesi, ma io non voglio fare politica, mi bastano le mie finestre, io sono un esperto di finestre, le grandi dimensioni, per tornare al tema di oggi, il tema di oggi in realtà è l'isolamento. Quindi quali sono i tipi di isolamento, come si può isolare un involucro? Allora si può isolare termicamente, ma si può anche isolare acusticamente. Mi stacco completamente dalla politica e ritorno al mondo delle finestre, quindi... Eccola qua, questo è il classico esempio, questa bella finestrona qua, anziché 2 piccole porte, eccetera. Ma cosa succede dentro? Dopo chiederò anche l'intervento di Energetica al riguardo per capire. L'isolamento ovviamente può essere sia termico sia acustico, e cosa determina l'importanza di un isolamento piuttosto che l'altro? Il contesto in cui l'involucro si colloca, per cui se prendiamo in considerazione il restauro di un palazzo storico in centro a Padova, dove magari sotto c'è la movida, sotto i portici c'è la movida, l'isolamento acustico ha un valore
magari più importante dell'isolamento termico. Se invece magari prendiamo una delle foto, quindi una villa che viene costruita in alta montagna in mezzo a un bosco, magari l'isolamento termico è fondamentale, per cui ci sono diversi tipi di isolamento che devono essere presi in considerazione. E non può esserci sia termico che acustico? Certo, sì, assolutamente, poi sì. Però magari in un intervento di restauro abbiamo i vincoli dello stato di fatto che ci limitano in determinate applicazioni, per cui dobbiamo prendere il meglio possibile e realizzabile per un determinato tipo di intervento. Questa è un'altra rappresentazione di un intervento in cui c'è isolamento termico e acustico, anzi isolamento termico e protezione solare, perché anche il sole scalda, per cui bisogna proteggersi dal sole, e questo è un po' il tipo di isolamento che con le finestre si può avere. Altri errori da non commettere quando si parla di isolamento: è una consuetudine per chi deve acquistare finestre, che mediamente viene fatto una volta nella vita, l'acquisto delle finestre, concentrarsi magari su ci hanno proposto il triplo vetro, il triplo vetro è fondamentale, ma parliamone, anche questo è un unico elemento, cioè, non si può fare una scelta così importante con un unico elemento da prendere in considerazione, per cui errori da non fare, ecco, concentrarsi solamente su meglio il triplo vetro o meglio il doppio vetro, dipende da come viene montata questa finestra. Questa è la realtà delle cose. In un progetto... esatto, potrebbe essere che un doppio vetro vada bene per una certa situazione. Ma esistono doppi vetri specifici per applicazioni di abbattimento acustico, quindi magari nel palazzo storico in centro a Padova è meglio un vetro che abbia la funzione acustica, quindi un vetro doppio che abbia la funzione acustica, e in alta montagna, quindi ho preso un esempio completamente diverso per spiegare meglio il concetto, è meglio un triplo vetro, però poi dipende dalla dimensione di questa vetrata e dopo ci si unisce all'impianto. Esatto, ma necessariamente, chiedo anche a lei, Fantin, necessariamente bisogna che ci si unisca all'impianto, cioè quando adesso ci sono tante persone che stanno mirando appunto questo cambio di finestre più ampie, più piacevoli, anche perché illuminano molto e quindi magari si risparmia anche in corrente elettrica, la casa incomincia a non respirare più, ad avere dei problemi perché è proprio chiusa, sigillata. E quindi bisogna ricorrere a questo. Cosa dice dal suo punto di vista? Quindi sempre parlando di cercare di rendere sempre la casa più efficiente, ecco, perché questo è lo scopo. Beh, partiamo sempre dal titolo della trasmissione, che è abitare meglio consumando meno. Quindi l'obiettivo è stare bene, e già da questo direi che fa la differenza la struttura, i muri, la scelta degli isolamenti. Sì, infatti vorrei, se posso intervenire un attimo sull'involucro, prima magari che sia dentro l'impianto, che andiamo nel cuore. Sì, si sente poco parlare, ma o meglio vediamo anche noi che i committenti sono molto attenti alla dispersione termica e al rumore, però pochi si interessano dell'igroscopicità dei materiali, per esempio, no? Quindi come si comporta l'umidità interna, che è un problema, insomma, delle case nuove soprattutto, è un grosso problema che magari ci si accorge una volta che si entra nel fabbricato, perché ovviamente si testa e si scopre magari che ci sono questi problemi di correzione, di migrazione del vapore. È da tenere sempre presente che una famiglia produce all'incirca 10 litri di acqua al giorno, una famiglia di 4 persone. Di umidità. Testato di acqua sotto forma di umidità. Quindi facendoci la doccia, cucinando la pasta asciutta, cioè le cose che si fanno tutti i giorni in casa. Questa acqua sotto forma di umidità migra attraverso i materiali, a prescindere che venga trattata dagli impianti o meno, perché viene prodotta all'interno. Possiamo avere degli impianti che ci aiutano a gestire questo ricambio d'aria, però questa umidità
che vogliamo o non vogliamo attraverso i materiali, quindi importantissimo scegliere materiali che abbiano una buona capacità di migrazione del vapore, si chiama, no? E dietro a questo c'è tutta ovviamente una tecnica costruttiva da non sottovalutare. Poi ovviamente l'aspetto impiantistico fa la sua parte. Dopo torniamo sulla tecnica costruttiva, perché dopo ci sono domande specifiche su questo. Di conseguenza, prego, riprende il filo del discorso. Sì, no, di conseguenza già Callegaro dice che i materiali fa differenza e quindi a mio avviso ci vorrebbe una discreta cultura, non dico ottima cultura, ma una discreta informazione su quali materiali, sulla diversità dei comportamenti dei materiali, ma anche ci dobbiamo porre la sostenibilità dei stessi materiali. Quindi ci vorrebbe proprio una informazione relativamente a questa ipotesi. Uno fa una perizia? No, ce lo dice magari le aziende stesse, la storicità, cioè tante cose ce lo dicono in maniera strutturale. Dopodiché l'impianto. L'impianto, noi ci troviamo sempre in difficoltà quando parliamo di impianti, perché da una parte c'è l'obiettivo che sempre ci prefiggiamo, è quello di stare bene consumando poco. Spendendo poco. E spendendo poco, che vorrebbe dire bollette basse, il più basse possibili. Bollette zero, l'abbiamo sempre detto su queste trasmissioni, che non esiste la bolletta zero, esiste il basso consumo, che viene dato da metodo costruttivo relativi ai materiali, ottimi serramenti e un sistema impiantistico adeguato. Parlo dell'impianto. Ci troviamo sempre in difficoltà dove che dobbiamo andare a proporre il sistema impiantistico. Allora, il sistema impiantistico è fatto da, il 90% dei casi in questo periodo, da pompe di calore, no? Allora, sono tutte uguali queste pompe di calore? Hanno tutte le stesse prestazioni? Possono essere determinanti sul fattore bolletta alla fine dei 2 mesi, del bimestre? Sì, no? Non si sa. Se andiamo a vedere i cataloghi di tutte le pompe di calore, le prestazioni sembrano eccellenti, sia la più competitiva che esiste nel mercato, che anche la più costosa. Uguali. Sono tutte quante classificate come gli elettrodomestici A tripla più, tutte quante. Quindi se io fossi un committente dico, primo non ne capisco niente, perché se sono tutte uguali ma hanno quei prezzi che una è la metà dell'altra, cioè, spiegatemi perché, primo. Secondo, se viene scelto sempre su un'infinità di descrizioni che sono le leggi 10, un pacco di 50 pagine, e dopodiché un'altra ennesima descrizione di computo o di preventivo, che ci sono un'infinità di cose da leggere che sempre il committente, ma pure io non capirei niente. No, cosa vai a guardare alla fine? Guardi il totale, non ti resta altro che guardare il totale. Beh, direi che questo è proprio l'atteggiamento peggiore per affrontare la questione. La cosa che uno dice mi fido, ha creato affidabilità, mi dà un certo tipo di garanzie questa azienda, perché ho guardato anche i giudizi che possono essere dati, per cui cerco di calmierare, trovare una via di mezzo. Se uno sa che prenderà quella che spende meno in assoluto, che ci sarà qualche problema, avrà magari pezzi che arriveranno dalla Cina. Non so, perché, però adesso, scusate se faccio un piccolo intercalare, vista la situazione, penso che i prossimi mesi si parlerà solo di prezzi. Costa meno, costa troppo, costa di più, costa troppo, non posso, non ce la faccio, e tutta una serie di queste cose. Allora io pongo una domanda: è meglio fare e non so quale sia l'esito, o è meglio aspettare o documentarsi nel fare? Ecco, un atteggiamento che noi adottiamo quasi sempre, invitiamo tutti i nostri clienti, compresi anche quelli di Callegaro Costruzioni,
che collaboriamo assieme, di venire a toccare con mano. Cioè hai la terza ipotesi, che è quella di andare a verificare con mano quali sono le prestazioni di certe tipologie di impianti. Terza questione, e chiudo, abbiamo le mani legate anche per un altro motivo, cioè le risorse dei clienti che ci potrebbero dare per questo fatidico impianto, una buona parte, già le leggi, le costringono ad essere destinate, tipo il fotovoltaico per esempio. Cioè, noi destiniamo già una discreta marginalità, economia di spesa che il cliente potrebbe gestire diversamente, ma obbligatoriamente sopra il tetto. Ah, è obbligatorio? Sì. Sì. È diventato obbligatorio anche per le ristrutturazioni, che prima non era. Ah, allora questo risponde a una domanda che è arrivata. È diventato obbligatorio anche per le ristrutturazioni. Allora io posso chiedere, ma perché noi obblighiamo le persone o chi ha già poca e scarsa economia per poter fare le cose a destinare una quantità di soldi sopra il tetto pensando che possa servire qualcosa? Io non dico che non serve a niente, però posso dire una cosa, che è meglio andare, se abitare meglio consumando meno vuol dire consumare meno. Cosa vuol dire consumare meno? Vuol dire che io devo fare tutte le azioni possibili e immaginabili a monte, certo, ecco, ma prelevando la minore energia che l'Enel mi potrebbe vendere e sfruttandola al massimo. Esatto, ma se... Chiudo. Sì. Il fotovoltaico non lavora a monte, lavora a valle. Cioè io intanto consumo, bene, male, di più, troppo, non si sa, perché tanto c'è il fotovoltaico che pareggia. Non è vero. È una grande barzelletta sta roba qua. Questa non è vera. Quindi già le normative rendono precari gli impianti, perché se io ho già destinato sopra il tetto 20.000 euro e mi tocca farlo... Perché tocca farlo? Se uno non vuole la certificazione energetica perché dice quella è la casa della mia vita, non la venderò mai, se sarà gli eredi, si arrangeranno, faccio quello che voglio, non necessario. Cioè, invece sei costretto perché? Cioè, allora, mica se uno non vuole forse risponde meglio l'architetto. No, tu sei obbligato a farlo in termini di o quantomeno le predisposizioni, no? Cioè noi adesso abbiamo questo problema, noi lo stiamo vivendo in prima persona perché potremmo dirottare gran parte dell'intervento nella geotermia, che è costosa, va sviluppata, eccetera, e dimostrare che il fotovoltaico, lo dicevamo la trasmissione passata, non è proprio sostenibile. Noi sappiamo che si è scelto il fotovoltaico anche per una questione politica, di commerciale, tutto quello che vogliamo, è come l'andazzo in Italia, è sempre così, no? Quando noi dimostriamo, scusami, che con la geotermia ci occupiamo di raffrescamento e riscaldamento, che sono le due grandissime voci del consumo, probabilmente per cosa ci serve poi l'elettricità? Per far funzionare tre cose probabilmente, no? Se io l'80% o 70% me lo sono incamerato attraverso il raffrescamento, che è l'energivoro per antonomasia, e il riscaldamento. Quindi questo diventerebbe anche un'economia da fare con i nostri clienti, no? E su questo lo Stato, che legifera, potrebbe essere proprio d'aiuto alla gente, no? Allora, apriamo una parentesi. Posso dire una esagerazione, proprio una... Sì, dopo andiamo in pubblicità. Una bomba. Nel senso che, allora, noi stiamo montando pompe di calore perché si definiscono green, quindi un'energia sostenibile, rinnovabile, non inquina e via dicendo. Ma se io costruisco un edificio e metto su una caldaia a gas a condensazione, ma consumo 1/10 rispetto a prima, anche già questo inquina meno. Vabbè, certo, in proporzione prima. E perché non è preso in considerazione? Perché adesso le caldaie a gas le metteranno fuori legge. Quindi, allora, torniamo su questi temi, poi la parola anche a Enrico Scapocchin relativamente a questo discorso della coibentazione degli immobili. E poi c'è un'altra questione sempre che riguarda comunque i serramenti, che è la sicurezza. Questa ce l'hanno chiesta più telespettatori. Pubblicità, restate con noi, canale 19, vi aspetto tra poco.